Ecco in campo per il derby tutto vicentino, Futsal Trissino e Futsal Mason Vicentino, è la terza sfida di questa giornata alla Belbotea Arena. Vittoria e Vittorio, ma non ditelo a nessuno, con i direttori di gara signor Jacopo Albertin di Padova e con Pietro Nicola Saraceni, sempre della sezione di Padova. Tra pochi istanti la sfida, ma prima andiamo nuovamente in campo. Il 21 marzo si celebra la giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale. La Lega Nazionale Dilettanti e Treccani si uniscono per lanciare un messaggio forte contro ogni forma di violenza. Prima del fischio d'inizio i due capitani si scambieranno il gagliardetto speciale con parole che promuovono inclusione e rispetto, perché le parole contano dentro e fuori del campo. Applauso. E anche stavolta abbiamo chiamato l'applauso, lo scambio di gagliardetti con la LND e Treccani, parole di rispetto, cultura, umiltà, insomma, con i due capitani. Ci sono Bianchi per il Futsal Mason Vicentino e Marco Censato per il Futsal Trissino, che vanno a decidere chi andrà a battere il primo calcio di via di questa terza finale della giornata qui in live della Belbotea Arena. Stefano Testoni vi sta raccontando con la voce queste sfide, mentre dietro la telecamera e la regia Futsal Veneto TV e Ropluz invece raccontarvi con le immagini questo match che mette in palio la Coppa Veneto di Serie D della delegazione di Vicenza. In precedenza quella veneziana è stata vinta dal Martellago, quella
trevigiana dal Promo. Un Futsal Trissino che la scorsa settimana ha festeggiato la promozione in C2 con un paio di giornate di anticipo. Futsal Masone invece che ha lottato per larghi tratti contro il primato trissinese, ma poi ha dovuto fare i conti anche con un infortunio importante di un suo giocatore e oggi occupa il quarto posto in classifica con 34 punti. 50 invece sono quelli che ha messo in cascina la corazzata di mister Alessio Fracca, del presidente Diego Ferrari, qui presente in tribuna. Fatto vedito il Trissino in una maglia bianca con bordature rosso-blu, dalla parte opposta invece righe orizzontali bianco-azzurre per il Futsal Mason Vicentino del presidente Guidolin, allenato da tecnico Tobia Castello. 30 minuti per tempo, in caso di parità si andrà direttamente ai calci di rigore, vedremo se saranno i penalty a decidere questa sfida. Nelle due precedenti gare insomma si è concluso sempre entro i 60 minuti di gioco continuativi e sarà il Futsal Mason Vicentino a dare il via al primo pallone di questa terza finalina, a chiudere poi alle 21:30 PSN Legnaro Polverara contro Calcio 2000. Il signor Albertin della sezione di Padova pronto ad insufflare ossigeno sul suo fischietto. Sono le 19 in punto, si parte con la massima puntualità per questa terza sfida. Intanto sono arrivati anche i ragazzi delle Alte, Peretto, Testoni e Bicego. Salutate ragazzi, salutate Testoni, ciao ragazzi, ben arrivati anche qui alla Belbotea Arena. Sono venuti a sostenere il loro mister Stefano Peretto, che collabora al fianco di Francesco Dolfo. Si è partiti, primi 30 minuti di sfida con il Mason che va a giocare il primo pallone, un Mason che conta sui gol di Sellaro e Puljanovic, migliori marcatori in campionato. Mason che è arrivato qui dopo la vittoria per 7-2 con l'Isola 5, successo ai rigori invece del Trissino che aveva rischiato non poco. 2-2 il finale nei tempi regolamentari con l'Illasi. Intanto sono arrivati anche i Cracker Doriano a sfamare la bocca del vostro test. Intanto sul fondo va a calciare Davide Meggiolaro, uno dei volti nuovi del Trissino arrivati in corso d'opera. Assieme a lui c'è anche Bruno Lazzari che in poche partite ha già segnato 10 gol. È assente invece Scescilo, il bomber del Trissino, con 12 gol all'attivo, costretto ad osservare i suoi compagni di squadra dalla tribuna dopo il rosso rimediato proprio nella sfida infuocata contro il Val di Lasio, una sfida che si riproporrà anche la settimana prossima in campionato, ma i giochi ormai sono già chiusi quantomeno per il primo posto. Val di Lasio che invece deve consolidare il secondo posto in classifica nella lotta con l'Isola 5. Lazzari intanto, quasi 2 minuti di gioco, palla per Lazzari sull'imbucata di Meggiolaro. Puljanovic salva ma per qualche istante il pallone, c'è la conclusione dalla distanza di Nicolas Rossato, figlio di Beppe, che salutiamo, ecco qua, la rivediamo, starà sicuramente seguendo da casa il buon pensionato Beppe. Palla profonda con Puljanovic che la tiene in campo, lo scambio della porta opposta per Sellaro che si prende lo spazio per calciare, si frappone però tra sé la porta difesa da Filippo Cagliaro. Meggiolaro dunque rimessa laterale. Daniele Sellaro è il miglior marcatore del Futsal Mason Vicentino, un Futsal Mason che ha segnato 64 gol in campionato, 21 dei quali proprio firmati dal numero 11 Sellaro. Secondo posto nella classifica di gol fatti per il Trissino con 93 centri all'attivo e 47 subiti, terza miglior difesa della trissinese, che recupera un pallone sulla finta di Bruno Lazzari che andrà a battere il fuori laterale. Lì vicino c'è il capitano Cenzato che riceve il pallone, si è alzato Alessio Fracca dalla panchina, torna in panchina dopo aver scontato 2 giornate di stop
ha riposato. Attenzione al tiro di Meggiolaro, non c'è deviazione. Berlaffa, anzi no, c'è la deviazione. Berlaffa concede il pallone per il corner, l'abbiamo visto anche nel replay di Futsal Veneto TV e Roplos che vi raccontano con l'immagine in diretta live della Belbotea Arena questa terza sfida finale di domenica 23 marzo. In palio le coppe di serie delle varie delegazioni, se ne sono già andate due, si sta giocando la terza, intanto impreciso l'Asri nel cercare di invitare la propensione offensiva di Censato, laterale Mason con il numero 7 De Boni che apre dietro per il capitano Andrea Bianchi. Sellaro, Plienovic si fa vedere in avanti, viene però fermato da Censato, gli dà manforte a Rossato, allora si riparte dietro da Cagliaro. Rossato sulla corsia di sinistra, avanza il numero 14 Trissinese che apre dalla parte opposta per il suo capitano Censato che torna ancora da Rossato. Giro palla verso Lazzari, il Triscio non ha alcuna intenzione di accelerare i ritmi, palla per Rossato, Lazzari va sul fondo, Lazzari mette in mezzo un pallone che viene messo in corner da Sellaro. Lazzari che aveva iniziato la stagione con la maglia dell'Arzignano, Arzignano ne ha promosso da meno di 48 ore in C1, attenzione al tiro di Censato, viene però scaraventato lontano dal capitano del Mason Bianchi. Arzignano promosso in C1 venerdì scorso, tutto ancora da giocare, da vivere intensamente invece il finale del girone B di C2. Abbiamo visto qui prima in tribuna il buon Edgar Bertoni, uno dei ferri occhiali del Montello C5 che ha un punto di vantaggio sul giovane squadra del Mestre Fenice. Si giocheranno promozione finale fino all'ultimo istante. Lazzari intanto, la finta di Lazzari che va a calciare Meggiolaro, poi si ritrova lì il pallone sul rimpallo con Daniele Sellaro, palla che sfila però oltre la linea laterale, già battuto l'out dalla formazione del Mason con De Boni. Sellaro ora per capitano Bianchi che prolunga verso Puglianovic, di testa poi alleggerisce Rossato tra le mani di Cagliaro. Fin qui inoperosi i due portieri, vedremo la sortita di Meggiolaro in avanti. De Boni mette in corner, c'era comunque sulle traiettorie del tiro Berlaffa, lo rivediamo nel replay, qui la cavalcata di Meggiolaro che si apre sulla destra. De Boni mette in corner, ancora un calcio d'angolo per la squadra di mister Fracca, battuto dietro per Lasri, movimento verso Censato con la maglia numero 6, il capitano del Trissino, muove verso Rossato, giro palla della formazione trissinese, sfida tutta berica questa, l'imbucata per Meggiolaro che si gira, ma è bravo Berlaffa. Censato il tiro potente, il sinistro scaricato sul fondo, bravo in precedenza Berlaffa, portiere d'esperienza Luca Berlaffa, maglia numero 21. Intanto Puglianovic e trova la risposta di Cagliaro che sul suo palo smanaccia via, lo rivediamo nel replay, intanto senza le immagini in diretta live è arrivato un tiraccio di Sellaro alto. Dunque due interventi per parte, gara che inizia subito ad animare un però spento pubblico della Belbotea Arena che tranquillo sta osservando la sfida. Intanto arrivano i primi cambi, entrano Andrea Zolin e Simone Nicoli per il Mason di mister Tobia Castello. Sellaro, lo scambio con Nicoli che prolunga avanti verso Puglianovic che bravo a mettere giù il pallone, si fa vedere Andrea Zolin, Puglianovic va dietro da Sellaro, giro palla insistito, poi però c'è l'errore di Daniele Sellaro che chiede scusa al compagno di squadra, impreciso il tentativo di passaggio numero 11, intanto pronto ad entrare Stefano Peretto per il Futsal Trissino che manovra da dietro con capitano Censato. Meggiolaro prolunga per Rossato, è impreciso però il passaggio,
si chiariscono i due, non si erano però capiti nella precedente azione, allora Mason che può ripartire. Pane per Zolin, il tiro ribattuto di Puglianovic, il pallone che resta lì, soffre questo frangente la difesa del Futsal Trissino, anche qui a favore dei pronostici tutti pro trissinesi, qui insomma è da ripetere il laterale, il pallone stava in campo, intanto ecco anche il cambio Trissino, esce Meggiolaro, entra Peretto, giocatore di esperienza, più di 20 gli anni passati a calcare i parquet regionali nelle ultime stagioni, ma con grandi trascorsi nazionali, maglia dei Castelli, Montecchio, Arzignano. Lazzari si apre lo spazio, serve però Cenzato, non trova lo spazio del tiro. Rossato ora, lo scambio con Peretto che tocca uno dei primi palloni, serve Lazzari, va sul fondo per il gol di Bruno Lazzari sull'invito di Nicolas Rossato, un'azione studiata a tavolino e Futsal Trissino che trova il vantaggio con l'ultimo arrivato Bruno Lazzari. Ottima la giocata qui di Nicolas Rossato che ha aperto dietro il pallone per Bruno Lazzari che in diagonale ha trafitto Luca Berlaffa. Dunque è cambiato il risultato al 10° minuto, Futsal Trissino che si porta avanti nel punteggio a legittimare anche quelle che sono state le due vittorie in campionato nei due precedenti stagionali. Nella gara di andata 7-3 è successo del Trissino che ha bissato la vittoria nella gara di ritorno per 5-1. Intanto è entrato anche Arlen Aidari, i due fratelli Aidari. Arlen gioca con la maglia numero 4, Albion invece veste la maglia numero 44. Vediamo la risposta del Futsal Mason Vicentino che prova ad arrivare dal sinistro di Stefano Zolin, deviato in corner dalla retroguardia trissinese. Inizia a contare il direttore legale, il signor Jacopo Albertini di Padova, palla in mezzo. Lazzari fa ripartire l'azione per Peretto si accentra, Peretto il tiro, Berlaffa si distende in fallo laterale, la finta sul tiro di Lazzari che si accontenta del fallo laterale. Rivediamo nel replay, già battuto il laterale, palla per Rossato, lo scambio con Arlen Aidari. Lazzari cercava il secondo palo col movimento di Peretto, l'aveva visto, aveva alzato la testa Bruno Lazzari, giocatore di esperienza giovanile del Grifo Arzignano. Per lui lo scorso anno ha vinto la Serie D con l'Arzignano, quest'anno l'ha vinta seppur arrivato in corso d'opera con le maglie del Trissino, un giocatore che ha timbrato una doppia vittoria, che vuole continuare a vincere anche con questa finale di Coppa. Intanto non riesce ad indirizzare bene il pallone all'indirizzo di Nicolas Rossato, allora Luca Berlaffa può ripartire da dietro, comodo per Sellaro. Staccanovista fin qui del Futsal Mason Vicentino, ottimo lo spunto di Sellaro, litigano Puglianovic e Nicoli, ne approfitta allora il Trissino che può ripartire, ma è bravo a metterci il piede il numero 9 Andrea Zolin, il più giovane di due Zolin. Andrea ha segnato 8 gol, Stefano con la maglia numero 10 ne ha segnati 4 in campionato. Lazzari, imbucata cercata per il entrato Nicoletti, recupera il pallone ancora Lazzari che gioca anche da terra, lo riconquista con Sellaro che va troppo profondo per Stefano Zolin, una possibilità sprecata, chiede scusa Sellaro, ha avuto troppa forza nel tentativo di passare il pallone al compagno di squadra, pallone che si è perso oltre la linea nera. Allora riparte il Trissino, Arlen Aidari, Nicoletti, Peretto, giro palla, Lazzari va a calciare, Berlaffa come può respinge, recupera palla Stefano Zolin, lo scambio con Nicoli, palla gettata via dal numero 11 Daniele Sellaro che aveva paura nell'offensiva trissinese. Intanto vediamo nel replay il tiro dalla distanza di Lazzari che non ha colto impreparato Luca Berlaffa. 13 minuti intanto, Trissino avanti 1-0 in questa finale di Coppa Vicentina.
Peretto, Haidari, Arlind, Lazzari, ancora Peretto per Arlind, Peretto, il movimento a destra verso Nicoletti che finta un passaggio, torna dietro da Arlind, ancora Nicoletti, ora Mason che alza la pressione, non riesce a togliere il pallone dai piedi del possesso trisinese. Lazzari dietro da Peretto che predica calma, l'imbucata verso Arlind che torna ancora dal 10 trisinese. Peretto supera la linea di metà campo, lo scambio a sinistra per Arlind, la palla ora ancora per Peretto, fa possesso palla il Trissino che non trova, attenzione, la fase difensiva del Mason che non riesce a togliere il pallone, cercava l'imbucata Peretto, il rimpallo con Andrea Zolin, ancora Trissino in possesso di palla nella propria metà campo, supera la linea Arlind che cerca l'imbucata profonda verso Lazzari, non è preciso il passaggio, si mandano comunque un pollicione alto i due. Quando siamo entrati nel 15° minuto stiamo per superare la linea di metà tempo con il Futsal Trissino avanti 1-0 grazie al sigillo che sta decidendo fin qui la partita di Bruno Lazzari. Ancora Trissino a distendersi sulla corsia di sinistra con Nicoletti di profondo da Lazzari, l'autore del gol che decide la sfida. Nicoletti, Peretto, Nicoletti ancora per Lazzari, cerca un giro palla insistito, ora era la palla per Haidari, capisce tutto però la difesa del Mason che ancora soffre la giocata, non riesce il triangolo in chiusura, quindi dato palla avanti per Zolin, Andrea che protegge bene la sfera, fa ripartire dietro Stefano, Sellaro rischia di perdere il controllo del pallone, lo tiene comunque vivo sotto lo scarpino azzurro, l'azzurro è il colore della maglia, intanto Peretto cercava di uscire sulla pressione avversaria, conquista comunque un fallo laterale, intanto Sasanicic entra con la maglia numero 20 a muovere i primi passi in questa sfida finale, tocca il suo primo pallone il 20 trisinese, la finta, il tiro, la deviazione di Sellaro in fallo laterale. Trissino allora che staziona regolarmente in fase d'attacco, si sentono anche le trombe, beate loro, del Trissino, palla per Peretto. Lincic non riesce a indirizzare lo scambio con Peretto, poi Nicoletti si rifugia dietro da Cagliaro, una parata per lui importante sul primo palo, ma salvare il risultato, sono ancora sullo 0-0, eravamo, ora invece 1-0 Trissino. Nicoletti, profondità per Peretto, capisce tutto quanto Sellaro, la finta di Sellaro, lo scambio sulla corsia di destra, palla in mezzo per Sellaro da parte di Andrea Crestan, che non riesce però a tenerla in campo, c'è comunque un fallo laterale, entra intanto anche Tommaso Cortese per il Futsal Vicentino e qui Cagliaro si distende in tuffo sul tiro in corsa, un destro potente, lo rivediamo, era addirittura direttamente da laterale, non sarebbe stato gol convalidato, ma Cagliaro non ci ha pensato due volte e ha respinto in fallo laterale il pericolo di Sellaro. Intanto Zolin si gira, era il 10 Stefano, spedisce però la palla abbondantemente a lato e Cagliaro può far ripartire Peretto che apre subito a destra verso Nicoletti che cambia lato, Haidari, Peretto, Sasanicic si muove, Peretto va da Haidari, Nicoletti ancora dal numero 4 Haidari, Peretto, lo scambio, il tocco per Sasanicic che va sul fondo, scarica di potenza, pronto intanto un nuovo cambio tra le fila del Trissino con Alessio Fracca, il tecnico trissinese che ha controllato il cronometro, 17 minuti se ne sono già andati. Cortese intanto per il Mason, lo scambio con Sellaro che cambia lato, ancora Sellaro, l'imbucata per Cortese che però è troppo profonda, dunque potrà ripartire comodo Cagliaro, lo ha già fatto scambiando con Peretto che fa avanzare la palla per Haidari che torna dal 10 trisinese, l'imbucata avanti per Sasanicic che impegna Berlaffa in un tuffo a proteggere la propria porta, lo rivediamo, fulmina girata sul sinistro di Sasanicic,
e poi Berlaffa mette in laterale. Pronto Nicoletti a muovere il pallone in campo, dietro per l'autore del tiro precedente Sassanicic. Alin Haidari punta il giocatore, prova la puntata, il tiro che non va a buon fine dalla parte opposta, bravo Nicic a fermare il tentativo di ripartenza di Stefano Zolin, soltanto laterale per la squadra del presidente Guidolin di mister Tobia Castello, che deve recuperare il gol di svantaggio siglato nella prima parte di questo tempo da Bruno Lazzari. Intanto Peretto alleggerisce in laterale, Andrea Crestan pronto a battere questo nuovo out, dietro per Sellaro che spara potente, voleva una deviazione, non è d'accordo però il secondo arbitro, il signor Pietro Nicola Saraceni della sezione di Padova. Si fanno sentire le sirene di sponda trisinese, palla per Alin Haidari che cercava lo scambio con Nicic, recupera il pallone della difesa Futsal Mason Vicentino, ma poi Albion appena entrato, l'errore qui di Peretto che regala un pallone, lo scambio, bravo qua Peretto però a riprendere solo per qualche istante, torna in possesso il Futsal Mason. Cortese sulla corsia laterale di fondo, Puglianovic entrato nuovamente in campo, va a calciare ma c'è Peretto, si mette in mezzo Nicic l'invito per Albion Haidari che commette il fallo, ferma e blocca la ripartenza di Sellaro che batte la punizione a destra per Cortese. Si fa vedere Crestan, questa è la nostra postazione, riceve il pallone il numero 6 del Futsal Mason. Sellaro, Cortese prolunga per Puglianovic ma non va a buon fine il passaggio, Cagliaro fa ripartire Peretto, lo scambio per Alin Haidari in campo con il fratello Albion. La maglia non 4, Arlen ha segnato 7 gol in campionato, 11 invece i centri del fratello Albion. Intanto rivediamo un altro tiro di Sassanicic che trova soltanto il cartello dell'uscita di emergenza della Belbotea Arena. Intanto iniziano ad arrivare anche i giocatori che si affronteranno nell'ultima sfida, quindi intanto buona la risposta di Cagliaro tra PSN Legnaro Polverara, lo rivediamo con il replay, e Calcio 2000 che alle 21:30 si contenderanno la Coppa Veneto D della delegazione di Padova. Qui in campo invece Trissino e Mason Vicentino si giocano la sfida tutta vicentina. Il direttore di gara deve fischiare per far ripartire il gioco, va a recapitare il pallone Nicic a Sellaro, pronto a rimetterlo in movimento, 9 minuti ancora da giocare. Ammonito Nicic, però se la geometria insegna, se una retta è diagonale non sono gli stessi metri della retta orizzontale. Fatto sta che l'arbitro aveva detto dovete arretrare, Nicic non è arretrato e si è preso il primo cartellino giallo di una partita fin qui correttissima, soltanto un fallo commesso dal Futsal Trissino che è avanti anche 1-0. Nicic sul taccuino dei cattivi, il tiro di Sellaro a distanza arriva tutto da Nicic, laterale nella propria metà campo con Crestan pronto a ripartire per i suoi, palla verso Sellaro, giocatore di punta, assente Minchio, infortunato per i fili del Futsal Mason Vicentino, una assenza pesante ed importante che ha un po' compromesso anche qualche risultato in campionato di uno Futsal Mason. Attenzione poi alla ripartenza di Alin Haidari che cerca di dare sul fondo, serve Nicic che spara un sinistro di prima intenzione, bravo ad allungare la gamba a Berlaffa, lo rivediamo anche nel replay a mettere in fallo laterale. Buona la risposta qui di Luca Berlaffa. Laterale Alin Haidari dietro per Peretto che mette giù il pallone, cercava lo scambio per Nicic, palla ancora in possesso della formazione di mister Fracca. Albion, Sasha Nicic va a caricare il destro che si stampa sulla traversa, Berlaffa era rimasto fermo, un destro potente, sta ancora scorlando, tremando la traversa di Berlaffa, ma ancora Trissino con
Albion che cerca l'imbucata per Peretto, poi allunga dietro per Sasa Nicic, vicinissimi al raddoppio con la bordata di Nicic, quelli della Futsal Tricino, la bucata e il raddoppio arriva adesso di Albion Haidari, maglia numero 44, il gol che nessuno si aspettava, sembrava un tiro diciamo velleitario, vediamo ora nel replay, si era coperto Berlaf. No, qui è bravo Albion, si era un po' coperto Berlaf, ma è bravo Albion a provarci, a trovare il gol del 2-0 al 24esimo minuto e mister Tobio Castello arriva a chiamare il time out per rimettere a posto le cose. Un 2-0 per il Trissino che mette sulla carreggiata giusta la sfida. Intanto mi si vede smanettare con il telefono perché ho mandato il link a Beppe Rossato, il papà di Nicolas, giocatore del Futsal Trissino, che colpevolmente non stava guardando la partita. Tra l'altro bello il siparito, giusto per parlare un po' di calcio a 5 vicentino, nel derby tra Futsal Trissino e Agno di Ogniso hanno giocato Nicolas per il Trissino e Gabriel per l'Agno, due fratelli si sono sfidati, una sfida importante che ha visto la vittoria del Trissino che ha messo un ulteriore puntino sulle i, poi successo in campionato grazie anche al un successo sul divano, come è stato scritto anche sulle pagine del giornale di Vicenza, per la vittoria del Valdigliasi contro l'Isola 5. Isola 5 estromessa da questa finale di Coppa proprio del Futsal Mason Vicentino, che ha vinto la semifinalina vicentina per 7-2. Isola di mister Tragnago, che salutiamo. Mason che ora deve fare qualcosa di più, deve alzarsi. Ora nella metacampo avversaria Puljanovic però si arrabbia con se stesso per non aver tenuto in campo il pallone. Pallone buono per ripartire proprio con Rossato. Haidari, Arlind per il fratello Albion. Peretto, Albion va a caricare il destro, tiro potente che termina alto, girandole di cambi, sponda Futsal Mason. Rivediamo nel replay il tiro di Albion Haidari che ha trovato il gol pochi istanti fa, quello che al momento vale il 2-0 della formazione di mister Alessio Fracca. L'imbucata per Sellaro, capisco quanto Peretto, e poi Puljanovic, sparo di prima intenzione ma arriva, vediamo se lo scopriamo dal replay, è arrivato con il numero 4 Arlind Haidari, che non ha segnato come fratello ma ha praticamente salvato un gol fatto. Palla in mezzo, ancora una deviazione, questa volta di Rossato, ancora un corner per la formazione del Futsal Mason Vicentino. Si attende qualche istante perché il capitano del Mason, Andrea Bianchi, si allaccia allo Scarpino. Ecco di nuovo con il corner, ancora una deviazione, il terzo corner di fila per la squadra di mister Castello. Quando mancano 3 minuti, poco più, al riposo del primo tempo, questa volta non va a buon fine il tentativo di passaggio e c'è invece il mister Alessio Fracca che chiama il time out a 3 minuti esatti dal riposo per il Futsal Trissino. Richiama i suoi giocatori a bordo campo, lo vedete anche nelle immagini con le grafiche di Futsal Veneto TV e Roplos. Avanti 2-0 la formazione del presidente Diego Ferrari sul Futsal Mason del collega Ruggero Guidolin. Qui invece è inquadrato la parte più bella di questa Belbotea Arena, vale a dire Stefano Testoni, che vi sta raccontando questa terza sfida di giornata. Abbiamo visto la vittoria del Promo per 3-2 sul Romano, il 3-0 del Martellago sullo Sporting Borgoricco, e ora stiamo assistendo invece al momentaneo 2-0 del Futsal Trissino sul Futsal Mason Vicentino. Signor Albertin di Padova con Saraceni della sezione Patavina richiamano in campo le squadre.
2 minuti esatti ancora da giocare, il laterale Trissino con Rossato pronto a muovere il pallone dentro per Peretto, anzi no, Peretto sfila Rossato, Peretto la giocata, era uno schema, non è riuscito perché è brava la difesa del Masone a intervenire, qui Peretto alleggerisce per Cagliaro che spara via verso Albion, può ripartire Aidari, ho fatto confusione con i due nomi, era Aidari Arlind, e poi la difesa del Mason spara via, girata di cambi, tornano in campo Cenzato e Meggiolaro per Albion e Stavro Peretto che si prendono il 5 dal tecnico Alessio Fracca, tecnico emergente che passa le giornate a vendere prodotti chimici. Viva le pelli Alessio. Cenzato, palla prolungata per Meggiolaro che la protegge, va a terra, c'è però il fallo, il primo fallo del Futsal Mason, un fallo per parte, partita correttissima, ma questa è una punizione che può dar fastidio. Abbiamo visto nel replay il fallo commesso dal giocatore del Futsal Mason Vicentino, punizione Trissino, ci sono Cenzato e Meggiolaro che sparlottano vicino al pallone, Cenzato va sul fondo, vediamo se Meggiolaro all'anagrafe Davide andrà a calciare diretto, non lascia il pallone, Cenzato per Rossato che cercava il movimento, non c'è deviazione secondo il direttore di gara, allora Berlaffa può far ripartire il gioco quando stiamo per entrare in zona recupero. Vediamo se il signor Albertin di Padova andrà ad alzare la mano con i minuti che aggiungerà a questo primo tempo, non è ancora fatto, 30° che scade in questo istante. Meggiolaro può ripartire allora il Futsal Mason approfittando di un errore, ma è bravo il numero 44 Albion che riceve per lui anche poi Cenzato. Albion parte ancora a Futsal Trissino con Rossato, lo scarico, Albion si riprende il pallone, serve per Meggiolaro e poi con un pizzico anche di fortuna, non so se sia stato capitano Bianchi, lo vediamo nel replay, o Berlaffa, salvano del possibile 3-0 del Trissino, non riesco a capire, vicinissime quelli del Trissino, abbiamo visto il recupero, palla ancora, gol quasi sfiorato, sarebbe stata una magia quella di Davide Meggiolaro, un colpo di tacco, chissà se la potremo rivedere la giocata, quella qua la rivediamo, non c'è la sala VAR, non c'è il goal line technology, no, il pallone non era entrato completamente, ma ottima la giocata di Meggiolaro che stava per far scattare in piedi tutta la Belbotea Arena, ancora Meggiolaro fermato da Sellaro, poi Meggiolaro va a scontrarsi con gli stendardi che coprono la struttura della Belbotea Arena. Un minuto di recupero è già andato, laterale Trissino battuto, palla per Rossato verso Meggiolaro, recupera Bianchi, Berlaffa servito al numero 9 andrà Zolin, recupera ancora il Futsal Mason Vicentino che vedremo se avrà occasione di cercare un'ultima azione offensiva, palla avanti per Puljanovic, ribattuto andrà Zolin, però se ne riprende il pallone, se lo allunga troppo, allora controlliamo il direttore di gara. 2 minuti di recupero, il labiale del signor Albertin alla risposta a Mr. Frack che aveva chiesto, mancano pochi istanti, 5 secondi, 4-3, c'è il countdown e poi andremo al riposo, anzi loro andranno al riposo con il Trissino avanti per 2-0, aspettiamo soltanto il duplice fischio che ancora non arriva, seguiamo con la coda dell'occhio perché è l'unica coda che sappiamo usare qui in questo momento, il direttore di gara Albertin. Meggiolaro, la giocata di Meggiolaro che si gira, si prende il fallo, sono già passati 2:30, probabilmente è l'ultima occasione, l'abbiamo visto anche nel replay di Futsal Veneto TV con le riprese, coadiuvato dall'assistenza di Roploz, binomio importante per le dirette
sempre dalla Belbotea Arena. Intanto se ne va anche il terzo minuto di recupero importante per una sfida corretta, filateria liscia, 2 gol, 2 time out. Ovviamente questa sarà l'ultima possibilità a Meggiolaro, il tiro, palla che termina fuori e arriva il duplice fischio del signor Jacopo Albertin di Padova. Rivediamo anche il replay della punizione di Davide Meggiolaro. Si va in riposo allora con il Futsal Trissino avanti 2-0 sul Futsal Mason Vicentino. Tra una decina di minuti nuovamente qui live con la voce di Stefano Testoni, l'immagine di Veneto, Futsal TV e Ropluz per la terza finale, quella che mette in palio la Coppa Veneto di Serie D della delegazione di Vicenza. Ciao a tutti.
Nato pronto, si riparte, torniamo in diretta live dalla Belbote Arena, secondo tempo della sfida della delegazione di Vicenza tra Futsal Trissino, avanti 2-0 sul Futsal Mason Vicentino. Hai prenotato le pizze, Michele? A che ora arrivano? Come 9:30? Somarello. Si riparte dal 2-0 trissinese, un Trissino che è vicino ad alzare la sua coppa dopo che la scorsa settimana dal divano ha festeggiato la promozione in C2, una cavalcata sempre condotta in prima posizione per la formazione del presidente Diego Ferrari di mister Alessio Fracca. Attendiamo il fischio del signor Albertin della sezione di Padova a far ripartire il gioco. Mezzo ruttino, colpa della birra che mi sta venendo su. Ci sono anche i tifosi arrivati direttamente dalle Alte a sostenere il loro vice allenatore Stefano Peretto. Si riparte, altri 30 minuti utili per ridare fiato alla propria sfida in casa Futsal Mason, e invece dalla parte opposta Trissino che cercherà di addormentare la partita per tenersi stretto il doppio vantaggio firmato da Albion Aidari e il vantaggio di Bruno Lasri. Intanto il fallo proprio del 44 Albion Aidari, che è intervenuto in un modo scomposto su Stefano Zolin. Non era cattiva l'opposizione, ma giudicata comunque fallosa. Una sfida come le due precedenti che hanno sorriso a Martellago e Promo. Bella la giocata qui, intanto attenzione al tiro proprio di Stefano Zolin che si mangia un possibile -1. Era stato bravo ad eludere l'intervento di Censato, poi Cagliaro ha chiuso la porta, ma qui doveva assolutamente fare qualcosa di più Stefano Zolin. Dicevamo prima, nei finali precedenti Promo e Martellago hanno sorriso in sfide giocate comunque alla pari e molto sportivamente parlando filate via lisce. Trissino con Rossato che va via in velocità, viene però fermato in laterale da Simone Nicoli, guadagna metri la squadra di mister Fracca. Nicolas Rossato pronto a rimettere il pallone in movimento, si muove Lasri, il movimento proprio per Rossato, calcia Rossato, c'è una deviazione mi sembra di Simone Nicoli, dunque fallo laterale dalla parte opposta rispetto alla tribuna da cui il vostro test vi sta raccontando con la voce, grazie alle immagini di Futsal Veneto TV e Roblox, questa terza finale di giornata. In palio la Coppa Vicentina tra Futsal Trissino e Mason Vicentino, qui impreciso Censato, riparte Sellaro va sul fondo, si prolunga troppo il pallone e dà la possibilità a Cagliaro di far ripartire il gioco dei suoi senza alcun problema. Trissino in possesso, Lasri, l'apertura cercata per Rossato che ringrazia, pallone però troppo profondo, non va a buon fine il tentativo di passaggio. Allora può ripartire il Futsal Mason con Sellaro che riceve palla dal suo capitano Bianchi, recupera però Rossato con un colpo di testa, palla per Lasri, ribattuto il tiro da Bianchi sul 19 del Trissino, ma ancora la formazione di Diego Ferrari, il presidente trissinese. La prima stagione in FGC dopo aver vinto tutto tra le file amatoriali dell'Endas, ha provato la strada della FGC subito con risultati importanti, vittoria di campionato e ora vicini alla vittoria anche della Coppa Vicentina di D. Lasri intanto si gira, Lasri va sul fondo, scarica un destro che Berlaffa smanaccia lontano, e però ancora Futsal Trissino, ecco il replay che viene riproposto da Futsal Veneto TV, e ancora però Futsal Trissino al quarto minuto in fase d'attacco. Albion Aidari, era lui il 44 trissinese,
spara alto, aveva trovato il gol del 2-0, un tiro che solo lui poteva immaginare, ma lo ha fatto nel miglior dei modi. Intanto Zolin fermato da Censato, laterale Futsal Mason. Zolin per Sellaro che mette un pallone sul secondo palo, dove però non arriva al tapin vincente Simone Nicoli. Un po' si dispera il tecnico Tobia Castello, che ha ancora in mano il ciupa ciupa. Mi sembrava ancora il primo tempo, però non ero sicuro. Però la mia informatrice segreta, alias Erika, la ricciolina 80, mi ha detto che aveva il ciupa ciupa. Lazzari intanto, il numero di Lazzari che viene fermato con Bianchi che gli tira la maglietta, un gesto di stizza da parte di Lazzari, c'è comunque il fallo. Poi Bianchi che va a sorridere, quasi ad abbracciare il direttore di gara, fallo sacrosanto e punizione per la squadra oggi ospite, quella del Futsal Trissino, che ha conquistato fin qui in campionato 50 punti, 16 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta, con il secondo miglior attacco, 93 gol fatti, e la terza difesa, Trissino che ha subito soltanto 47 gol. Il fischio, la rincorsa di Lazzari che carica il destro, lo schema per Peretto, Berlaffa però in versione Spider-Man vola e si prende il pallone, nega la gialla del gol Stefano Peretto, che se la ride sotto i baffi, che non ha, l'abbiamo visto anche nell'RPI, ma qui è stato ottimo lo spunto del goalkeeper Luca Berlaffa. Peretto, ancora lo scambio, Censato ora il capitano, serve a destra per Peretto, si muove Albion, la palla che arriva a Lazzari, possesso prolungato del Trissino che fa muovere il pallone, fermato però Lazzari da Sellaro, stava quasi per riprendersi il pallone Lazzari, Sellaro un po' troppo comodo per Nicoli, costretto a mettere fuori il pallone. Qualche protesta di Bruno Lazzari che va dietro per Censato, lo scambio a destra verso Peretto che imbuca diagonale per Lazzari, ancora Peretto, Censato, Peretto come riesce si tiene il pallone, Censato non è preciso per Lazzari, tutti che si chiedono scusa, e intanto siamo entrati nel minuto numero 7 di questo secondo tempo, con il Futsal Trissino avanti 2-0 sui cugini del Mason Vicentino. Mason che prova a rispondere con la girata di Stefano Zolin, si prende un corner, protesta Capitan Censato, proprio Zolin a battere questo corner, capisce tutto quanto Lazzari che fa ripartire l'azione di suoi. Lazzari si prende il laterale sull'ultimo tocco di Daniele Sellaro, un Sellaro che ha segnato 21 gol in campionato ma che ancora non è riuscito a sbloccarsi in questa serata live alla Belbotea Arena per le finali delle coppe di delegazione. Rossato lo scambio con Lazzari che scarica addosso a Sellaro, l'ultimo tocco è di Sellaro, quindi laterale Trissino. Pronto Lazzari a far ripartire il gioco di suoi, palla per Censato, lui a toccare per ultimo. Intanto un cambio, rientra in campo con il numero 14 Puljanovic al posto del giovane Stefano Zolin. Mason che prova a riaffacciarsi nella metacampo avversaria, parte dietro con Sellaro, lo scambio per Crestan, ancora Sellaro, tocca palla a Zolin, Sellaro prolunga per Puljanovic, arriva però puntuale Censato ad evitare
il tocco di Puljanovic finale. Sellaro si accentra, Sellaro scarica il destro direttamente però sui piedi di Censato che si rifugia in filo laterale. Pronto Sellaro a battere dietro per Andrea Zolin, la finta di Zolin, il tiro poi con il sinistro ancora ribattuto, altro laterale, Crestan per il Mason, conta il direttore di gara, arrivano i 4 secondi, può ripartire il gioco. Aveva fischiato il direttore di gara, un fischio flebile, quello del signor Saraceni di Padova. Peretto chiede spiegazioni, l'ingenuità da parte della squadra del Mason, si spiegano comunque i due. Peretto capisce che doveva fischiare il direttore di gara, tanto riparte Sellaro, Sellaro sbracciato da Rossato, in scivolata arriva Censato a salvare Rossato. Volevano un fallo cumulativi quelli del Mason, ha qualcosa da ridire mister Tobio Castello, ha anche ragione in questo frangente perché Rossato aveva tirato la maglia, aveva strattonato il giocatore avversario. Intanto con gli sponsor in sottoimpressione il buon vostro test vi saluta dalla Belbotea Arena. Grazie ad Andrea che vi dà la possibilità di vedere i miei super primi piani. E Trissino che può ripartire mentre PSN e Calcio 2000 iniziano ad andare verso gli spogliatoi per sistemarsi in vista dell'ultima sfida di giornata. Palla per Peretto, Peretto servito da Lasri, non va a buon fine la chiusura del triangolo 3-2, può ripartire con rimessa al fondo Luca Berlaffa. Palla lunga per Puljanovic che copre il pallone con il corpo, rischia con Peretto che non riesce a tenersi il pallone. Sellaro per Crestan, capisce tutto quanto Lazzari che scaraventa lontano il pallone. Berlaffa batte l'out, comodo per Andrea Zolin. Puljanovic, lo spazio per girarsi non c'è, chiuso bene da Censato. Puljanovic arretra, palla per Sellaro, Sellaro va sul fondo, mette un tiro corso in mezzo, Cagliaro dice di no. Laterale con Sellaro che mette dietro la puntata di Puljanovic che rivediamo nel replay, non riesce però il suo compagno a toccare il pallone sotto porta e lo può tornare in possesso il Trissino. Arlind Albion, Peretto, Arlind, Lazzari sulla nostra postazione, cambia lato il 19 tressinense che riceve ancora da Peretto sopra la linea di metacampo, guarda il movimento dei compagni, si accentra, va a caricare il destro che si infrange sul muro di Sellaro. Peretto, Rossato, Peretto, Arlind Aidari, Lasri, il movimento per Arlind Aidari che tiene vivo il pallone per i suoi, lo scambio con Peretto e Rossato, ancora Peretto, Rossato, Peretto lungo per Rossato che viene fermato dall'intervento di Sellaro, resta a terra Rossato, viene fermato il gioco dal direttore di gara. Uno scontro fortuito tra Sellaro e Rossato, alla peggio il numero 14 Nicolas Rossato. Vedremo se viene chiamato l'intervento dei sanitari. Si rialza Rossato, si danno il 5 con Sellaro, tornano in campo entrambi i giocatori.
palla che viene presa dal Mason che era in possesso di palla. 14 minuti intanto. Rossato lotta, rimessa Mason, già battuta con Sellaro che apre per Crestan a destra, si muove Puljanovic, Crestan si fa vedere in mezzo, recupera però la difesa tessinese che riparte in velocità con Lazzari. Rossato, cambio lato per la corrente Arlind Haidari che spara un sinistro di prima intenzione di poco alto, vicini al tris, i trissinesi. Trissino, Peretto recupera, la gamba è alta, chiede scusa il giocatore del Mason, non è ravvisato il fallo. Intanto rivediamo nel replay la ghiotta occasione per la squadra di mister Fracca. Il tiro intanto con la deviazione fuori di poco di Andrea Zolin che rivediamo, rischia qui la risposta Radicagliaro. 15 minuti ancora da giocare, siamo nell'ultimo quarto di gara. Sellaro si gira, viene fermato, Puljanovic protegge il pallone che esce, deve però fare in fretta il Mason che non ha tutto il tempo a disposizione, se ne è già andato 3 quarti di gara. Sellaro, lo scambio con Crestan che prolunga verso Puljanovic, Zolin, Andrea mette giù il pallone come può, palla in mezzo, imbucata per Crestan che non riesce ad arrivare al tap-in. Un Mason che comunque le occasioni le ha anche avute, ma è sotto di 2 gol. È stato più cinico e preciso il Trissino che poc'anzi si è anche divorato il possibile 3-0. Ancora Trissino, Lazzari per rientrato Meggiolaro che va sul fondo, un pallone che si stampa sul palo, è il secondo legno, aveva colpito una traversa clamorosa Sassanicic nel primo tempo, dunque vicini ancora al tris, quelli del Trissino. Peretto, Arlind Albion, il tiro, Meggiolaro ribattuto, ancora Meggiolaro si tiene il pallone, lo riconquista, c'è il fallo di Meggiolaro che ha usato il corpo in modo non regolamentare. E ora poi ripartire il futsal Mason con Sellaro, vedremo bravo qui Peretto a prendere per qualche istante il tempo e anche il pallone. Sellaro poi gioca la deviazione di Andrea Zolin, laterale Trissino. Aveva chiamata subito Stefano Peretto la deviazione di Zolin che non è però d'accordo. Il direttore di gara, il signor Albertin di Padova, ha combinato la rimessa laterale per la squadra trissinese che ora con Davide Meggiolaro va a calciare dalla destra una diagonale che si spegne però sul fondo. Rientra intanto Tommaso Cortese dalle fila del Mason. Un Mason che prova a ridistendersi, ma Meggiolaro capisce tutto quanto. Viene fermato il gioco, un contrasto tra Meggiolaro e Andrea Zolin, ci danno il 5-2, il pallone rimarrà in possesso del Trissino con Meggiolaro che lo gioca dietro per Arlind Haidari. Peretto, Lazzari, Arlind, Peretto ancora per Lazzari che lo tiene vivo, Arlind, Peretto, lo scambio con Lazzari, volevano un blocco sia Meggiolaro che Peretto, non è stato ravvisato i direttori di gara, anche io da qui non ho visto se avessero avuto ragione i 2 giocatori del Trissino, quindi tanto Sellaro aveva visto partire Zolin che però si era già fermato, dunque spreca il Mason che ha sempre meno tempo per recuperare il doppio svantaggio. Meno di 12 minuti ancora da giocare qui alla Belbotea Arena, laterale nella metacampo avversaria per il Trissino, già battuta da Arlind per Peretto che va dietro da Meggiolaro, lo scambio ancora, anzi no, Meggiolaro si intestardisce e si riprende il pallone, non c'è il fallo. Peretto, l'imbucata per Lazzari, la giocata per Arlind Haidari, poi ci mette una pezza Berlaffa
che copre lo spazio del primo palo. Allen dietro per Meggiolaro, che si prende lo spazio, va a calciare, chiude il destro, si prende il cito di Peretto, palla fuori di poco. Sellaro, imbucata per Puljanovic, fermato al momento del tiro, poi il tiro arriva, viene respinto da Armin Haidari. Ancora Mason in possesso, fischio, il direttore di gara, erano già trascorsi 4 secondi a disposizione per battere il laterale, battuto in velocità da Meggiolaro per il trissino Peretto, cambia lato verso Arlind che torna ancora dal 10 trissinese, prolunga avanti verso Sasa Nicic, una traversa per lui nel primo tempo. Nicic, buono lo scambio con Haidari che però si porta il pallone sul fondo, poi di rabbia lo scaraventa contro la muratura che delimita la Belmonte Arena. Buono qui in anticipo di Allen, ma Puljanovic si riprende il pallone, lo scambio, l'apertura per Tommaso Cortese che aveva la porta libera, non riesce però a trovare lo specchio di porta e viene ammonito per proteste Allen Haidari, che chiede scusa ai compagni in panchina. Un giallo trissinese in una partita corretta, senza tanti clamori. Intanto mancano meno di 10 minuti, 9:20 circa, con Cagliaro che fa ripartire il gioco per Peretto a sinistra verso Arlind Haidari, ancora Peretto, prolunga per Nicic, si gira il 20 trissinese che va a puntare Sellaro. Nicic cerca l'imbucata sul secondo palo dove arrivava Haidari. Arlind si prende comunque un corner, già battuto il corner per Arlind Haidari, che di prima intenzione calcia potente. Grazie. Arrivando intanto che la formazione del, qui intanto rivediamo il replay, è arrivata la formazione del PSN Legnaro. Polverara, ottima risposta di Berlaf che ha salvato i suoi ancora dal possibile 3-0. Nicic gioca, litiga con Sellaro, l'ultimo a toccare è stato Nicic, dunque rimessa laterale per il Futsal Mason Vicentino. 8 minuti, poco meno, qui spreca in malo modo l'out Cortese, concedendo di fatto la rimessa laterale alla Trissino, già battuta. Arlind Haidari invitato a puntare lo scambio con Nicic. Arlind Haidari che viene scaraventato a terra, non c'è il rigore. Proteste trissinesi. Haidari che praticamente si era trovato da solo, aveva scartato, lo rivediamo, eccolo qua Haidari. Probabilmente si è intrabuccato da solo. Le proteste del tifo trissinese, un Trissino che ancora lotta in avanti con Nicic che commette fallo su Sellaro, si prende il giallo, il secondo, e va a farsi la doccia in anticipo il numero 20 Nicic che lascia i suoi in inferiorità numerica. Il fallo su Sellaro, gli è andato a colpire proprio il piede d'appoggio. Nicic dunque lascia i suoi con l'uomo in meno. Intanto c'è il fischio perché mister Tobio Castello ha chiamato il time out a sua disposizione. Proteste ancora per il rigore non concesso dal replay, non si è visto se effettivamente poteva esserci il rigore. Intanto qua Nicic, mani al volto, sa di aver combinato una cazzata perché un fallo già ammonito che non doveva commettere, lascia i suoi con l'uomo in meno per 2 minuti di gioco. Intanto Luca Cesari, dopo il raduno
con le rappresentative giovanili del pomeriggio, è arrivato qui alla Belbotea Arena di Tombolo per utilizzare lo scopettone magico. Suonano e trombano le sirene quando mancano esattamente 6 minuti più l'eventuale recupero. Sfida che ora può diventare frizzante ed elettrizzante. 2 minuti ancora con l'inferiorità numerica per il Trissino, che deve fare a meno di Nicic Sasha. Vediamo come giocherà il Futsal Mason Vicentino. Intanto c'è Sellaro portiere di movimento, quindi praticamente un 5 contro 3. Si gioca 24 e 36 sul cronometro. Speranza ridotta al lumicino, ma nulla è impossibile per il Futsal Mason, che deve provarci fino all'ultimo istante. Sellaro, lo scambio con De Boni, rientrato dopo essere stato parecchio in panca. Ancora Sellaro sul fondo per Puljanovic. Sellaro, tanto è entrato anche il numero 5 Nicoli, c'è anche Andrea Zolin. De Boni, proprio Zolin per il numero 5, la risposta di tipo Cagliaro che dice di no a Simone Nicoli e sventa la minaccia. Lo rivediamo anche nel replay, ma torniamo subito a raccontarvi la sfida in diretta. Battuto l'angolo, palla a destra per Sellaro, pronto a rientrare in campo Nicoletti. Sellaro ancora, lo scambio continuato del Futsal Mason, se n'è andato intanto un minuto. Palla per il numero 5 Nicoli, che vedete ancora da Sellaro. Zolin, il tiro di Sellaro che qui però spreca, calcia lontano. Cagliaro butta via il pallone, dà la possibilità di ripartire al Futsal Mason Vicentino. 4 minuti ancora di gioco, quasi a recuperare il pallone Peretto. Sellaro per De Boni, sulla corsia di destra De Boni accetta per Sellaro, e la risposta di Cagliaro che non si fa sorprendere. Ancora Mason, Sellaro, Nicoli, ora è De Boni per Sellaro, la girata per Nicoli che scarica alto, fa tenere alta la pressione mister Tobia Castello. Cagliaro lungo per Peretto che non mette giù il pallone, lo torna con il sedere, lo mette in palla laterale, poi deve tornare in superiorità numerica, mentre entra intanto anche Nicoletti a pareggiare i conti di gioco. Quinto uomo, 26-44 sul cronometro, non ha saputo approfittare della superiorità numerica la formazione di mister Castello. Andrea Zolin, Nicoli, Sellaro, movimento palla per il Mason, 3 minuti ancora di speranza più l'eventuale recupero. Nicoletti bravo a sporcare il pallone, lo recupera però nella propria metà campo Sellaro, che viene invitato ad alzare il baricentro dal suo tecnico. Puljanovic dietro per Sellaro, lo scambio ancora con De Boni. Sellaro sul fondo per Andrea Zolin, difende però bene a rombo la formazione tressinese. Qui Cagliaro si prende il pallone, invita i suoi ad avanzare, non c'è però nessun giocatore che alza il proprio baricentro. Regalate la palla al Mason che torna in possesso della propria metà campo. Sellaro distribuisce a destra il pallone per Simone Nicoli che torna ancora dal suo bomber. Sellaro, De Boni, Sellaro, De Boni va a concludere. De Boni, un destro, si arrabbiano i compagni, il numero 7 del Mason per il movimento mancato di compagni. Tanto rientra Stefano Zolin. Peretto fa trascorrere i secondi, aspetta la pressione degli avversari, poi invita lungo Meggiolaro che mette giù il pallone. Bravo però Nicoli a prendersi la sfera, a lottare Nicoli, ad uscire bene dall'avantempo di marcatura nonostante il force di Nicoletti. Puljanovic, poi qui Nicoletti si riprende il pallone, lo scarica lontano direttamente dalle parti di Sellaro che lo prende con le mani perché è il portiere di movimento. Siamo già dalla parte opposta, 1:30 ancora da giocare.
il tempo regolamentare, eventuale recupero, vedremo il signor Albertin di Padova quando verrà a comunicarlo ai numerosi tifosi che gremiscono qui da Belbotea Arena. Qui intanto spreca in malo modo Simone Nicoli. Mason che non ha giocato nel migliore dei modi in questi frangenti importanti di fine gara. Qui intanto si scontrano Meggelaro e Nicoli, recupera palla Sellaro, De Boni dalla parte opposta sul fondo per Puljanovic che va a calciare dentro un missile che va a sbattere su Stefano Zolin, lo rivediamo, ma poi però esce a fondo campo, si è sbattuto proprio su Zolin che l'ha preso praticamente con il collo. Palla per Nicoletti, arriva anche Rossato, Nicoletti la protegge, la perde in un secondo momento, non c'è il fallo, sì, arriva il fallo, dunque punizione, la quarta per il Mason. Sì, c'era il fallo, c'era tutto quanto, aveva spinto, mi pare sia stato Nicoletti. Intanto 20 secondi ancora, attendiamo anche l'entità del recupero, vicinissima alla vittoria il Futsal Trissino con Sellaro che spara addosso a Nicoletti, un destro dalla distanza, 6 secondi, 5 poco meno, vediamo 2 minuti di recupero, li segna il direttore del signor Albertin di Padova, lo si giocherà anche qui fino al 32esimo. Sellaro il tiro che termina a lato e può far ripartire il gioco Cagliaro con Nicoletti e Peretto che si danno il 5. Cagliaro lungo per Rossato che addormenta il pallone, Nicoletti lo scambio per Cenzato che corre veloce, cerca di prendersi il pallone, lo recupera comunque il Futsal Mason che prova a ridistendersi in avanti. Pochi istanti, 90 secondi, poco meno ancora di speranze per la squadra di mister Tobia Castello, già battuto 2 volte in campionato, l'andata 7-3 e il ritorno 5-1, quindi tanto Peretto, il pallone che resta è Cagliaro che dice di qui non si passa, palla per Peretto che la scodella avanti per Nicoletti che la mette giù come può ma la recupera bene Andrea Zolin. Sellaro invita proprio Andrea Zolin e questo è l'ultimo minuto, rivediamo intanto qui la parata importante di tutto Cagliaro. Cenzato 9 il pallone il Trissino, un Trissino che si avvicina dopo la vittoria del campionato a conquistare anche la Coppa Veneto della sezione di Vicenza. Qui intanto c'è il fallo del numero 7 De Boni su Lazzari, probabilmente questa era l'ultima possibilità del Mason, un Mason che comunque esce a testa alta, Mason che è quarto in classifica con 34 punti, 10 vittorie, 4 pareggi, 5 sconfitte e rientra intanto ai pali Luca Berlaffe. Questa sarà sicuramente l'ultima occasione perché mancano poco meno di 15 secondi, 13 per l'esattezza e poi arriverà anche il triplice fischio finale che concederà al Futsal Trissino l'onore di alzare la Coppa Veneto della sezione di Vicenza. Rossato per Peretto, recupera Cenzato e arriva anche il duplice fischio finale che conferma lo strapotere del Trissino nel girone vicentino dopo aver vinto il campionato con 3 turni di anticipo. Arriva anche la vittoria della Coppa e un Trissino che ora cercherà anche nella Final Four di Coppa Veneto DD di trovare nuove soddisfazioni. Onore comunque, lo ripetiamo ancora, al Futsal Mason Vicentino che ha giocato ad armi pari contro il Futsal Trissino. I gol di Bruno Lazzari e Albion Aidari, 2 legni anche, delle ottime parate di Berlaffa, ottime parate anche di Pippo Cagliaro. Questo il fischio con gli applausi meritati per il Futsal Trissino che andrà tra poco ad alzare la Coppa. Applausi anche per il Futsal Mason Vicentino che esce sì sconfitto ma comunque dopo una bella partita che tra un'ora e un quarto vedrà in campo Calcio 2000 e PSN Polverara Legnaro per l'ultima sfida di questa giornata live della Belbotea Arena con la voce del vostro test e le immagini di Futsal Veneto TV. Fanno festa anche i tifosi trissinesi, pronti tra poco a raccontarvi anche le immagini delle premiazioni. Vittoria
importante, ricordiamo al primo anno di FIGC per la società del Trissino contro Futsal Mason, che comunque ha giocato a testa alta, ci ha provato, ha peccato in qualche frangente in fase offensiva, ma merito anche di Cagliaro e della difesa trissinese che non hanno lasciato grandi spazi. Si abbracciano festanti i giocatori del Trissino. Ora invece tra poco andremo alle premiazioni. Termina dunque la terza sfida di questo pomeriggio alla Belbotea Arena con la vittoria del Futsal Trissino. Al centro del campo intanto vengono premiati i direttori di gara, i signori Jacopo Albertin e Pietro Nicola Saraceni, a cui va un applauso ai due fischietti della sezione di Padova che hanno arbitrato questa terza finale, valida come finale della delegazione di Vicenza. Foto di rito con il presidente Beppi Ruzza delle LND del Veneto, Michele Di Giambattista, responsabile del calcio 5 regionale. Un po' di silenzio, se no mi sentono anche al palazzetto. Facciamo un applauso ai due direttori di gara che hanno fischiato per questa finalissima, tutta vicentina tra Futsal Trissino e Futsal Mason Vicentino, premiati dai dirigenti della LND del Veneto, grazie al signor Albertin e al signor Saraceni della sezione di Padova. Procediamo ora con la premiazione e l'applauso a chi ci ha provato fino all'ultimo, ma deve accontentarsi per il ottimo comunque secondo posto Futsal Mason Vicentino con capitana Andrea Bianchi. Un applauso per i ragazzi di mister Tobia Castello, secondi nella finalissima della delegazione di Vicenza. Ricordiamo i nomi dei giocatori: Rigon, Bianchi, Farina, Nicoli, Crestanna, De Boni, Cortese, Andrea Zolin, Stefano Zolin, Sellaro, Puglianovic e Berlaffa, allenati dal tecnico Tobia Castello. Fate sentire ancora un forte applauso per la formazione del Futsal Mason Vicentino, che ricordiamo è quarto in classifica nel girone A della Serie D di Vicenza con 34 punti. Questo è il Futsal Mason Vicentino. Al centro del campo verrà premiato con la targa, ricordo, capitano Andrea Bianchi. Foto di rito per la squadra berica, seconda classificata in questa finale di Serie D vicentina. Che rischio la targa, Michele. Ancora un applauso per il Futsal Mason, che ha tenuto testa in questa terza finale di giornata live alla Belbotea Arena. Complimenti ragazzi, in bocca al lupo per il finale di campionato. E le foto purtroppo sono finte, non c'è il fotografo. Dopo arriverà anche il fotografo, ma adesso questo è il Futsal Mason Vicentino e è bello il gesto per la squadra che invece andrà ad alzare il trofeo, come si suol dire, il classico Pasillo de Honor, perché la squadra che andrà ad alzare al cielo la Coppa Veneto di Serie di delegazione di Vicenza. L'applauso forte per il Futsal Trissino. Finale sportivo con i ragazzi allenati da mister Alessio Fracca, che andranno ad alzare la Coppa, vanno a prendersi intanto la medaglia della squadra vincitrice. Filippo Cagliaro, Davide Meggiolaro, Armin Aidari, il capitano Marco Cenzato, Leonardo Tibaldo, Stefano Peretto, Luca Nicoletti, Nicolas Rossato, Bruno Lasri, Sasha Nicic, Riccardo Savegnago ed Albion Aidari. Questi sono i 12 che sono scesi in campo oggi a disposizione di mister Fracca
società che da una stagione gioca nei campionati della FIGC e dopo aver vinto il campionato dal divano di casa Ferrari la scorsa settimana, oggi festeggia la vittoria nella Coppa di Serie D, una Coppa che cercherà anche di migliorare con il successo nelle Final Four 18-19 aprile qui live dalla Belbotea Arena. Eccoli qua, fate ancora sentire un forte applauso perché siamo al palazzetto ma non siamo in chiesa quest'oggi, al Futsal Trissino che con Capitan Cenzato andrà a prendersi la Coppa. Vai capitano, vai a prenderti la Coppa che ti sarà data dal presidente Beppi Ruzza. La squadra al centro del campo, pronti a festeggiare con Capitan Cenzato questo successo, il secondo del giro di una settimana. La settimana prossima venerdì tutti al Cristallo a festeggiare. Paga Ferrari, pronti ad alzare la Coppa. Alza al cielo la Coppa Capitan Cenzato. Il Futsal Trissino è campione della Coppa Veneto di Serie D della delegazione di Vicenza. Un applauso. E parte We Are the Champion con l'iconica canzone dei Queen. Capitan Cenzato che va dai suoi compagni di squadra per alzare la Coppa. Il Trissino ha battuto 2-0 il Futsal Mason Vicentino in questa terza finale di giornata. Ci prendiamo una pausa nella speranza possa arrivare la Strachino Salamino ordinata al buon pizzaiolo Michele Di Giambattista. Stefano Testoni che vi ha raccontato in questa partita con immagini di Futsal Veneto TV e Roblox. Ci vediamo tra poco, tra un'oretta, per l'ultima sfida PSN Legnaro Polverara e Calcio 2000. Vi voglio bene, viva il futsal. Ciao, dopo.